Io vorrei un pochino parlarvi di una cosa un po' diversa rispetto a quanto vi ha detto Stefano. Vi parlerò un po' della differenza fra il credito, comunque la moneta della banca centrale e quella delle banche commerciali. Una banca centrale crea denaro e le banche commerciali creano credito. Negli ultimi 3 anni, diciamo dal settembre del 2008, abbiamo assistito alla maggiore creazione di moneta e di credito nella storia degli Stati Uniti. Eppure i prezzi non sono saliti per nulla. Il che significa che i prezzi al consumo non sono saliti. Dal 1980 le retribuzioni negli Stati Uniti invece si sono abbassate, è da 30 anni che ciò accade. I prezzi al consumo, i prezzi delle materie prime, delle commodity sono stabili. Però c'è stata un'inflazione, nel senso che c'è stato il più grande aumento dei prezzi sul mercato dei titoli. I tassi di interesse si sono ridotti dal 20% allo 0,25% in questo frangente, in questo periodo. E ciò che è cresciuto allora, che cos'è? È il prezzo degli immobili, il prezzo dei titoli, delle obbligazioni, il prezzo delle azioni. Per cui il risultato è stato che il valore della ricchezza, che è peraltro posseduta dall'1% più ricco della popolazione, la ricchezza è aumentata tantissimo come valore rispetto alle retribuzioni. Il risultato è un nuovo tipo di guerra di classe, come ho detto anche ieri sera. Non la guerra di classe tipica tra datori di lavoro, dipendenti. È invece una guerra della finanza contro l'economia. E secondo con il capitalismo industriale l'idea era che il credito si sarebbe creato in maniera produttiva per finanziare l'investimento capitale che a sua volta avrebbe assunto forza lavoro. Questo non è quello che accade oggi. Le banche commerciali creano credito e creano, come dire, dei debiti di tipo ipotecario, dei debiti da parte dell'azienda, credito che viene usato per creare finanziamenti agli studenti, finanziamenti delle carte di credito. Ed è questo che rende le banche commerciali, la loro creazione di credito, diversa dalla creazione di moneta da parte invece delle banche centrali. Quando le banche centrali creano denaro, moneta, lo creano per un obiettivo a lungo termine pubblico e si finanziano infatti la spesa del governo e l'investimento capitale nelle infrastrutture pubbliche. Nella gran parte dei paesi del mondo, in tutta la storia più o meno, le infrastrutture pubbliche, le strade, i sistemi di comunicazione, le ferrovie, i sistemi igienico-sanitari, fognari, idrici, hanno tutti richiesto un investimento capitale molto superiore a quello invece dell'industria e dell'industria manifatturiera. Negli Stati Uniti il valore delle proprietà immobiliari della città di New York da solo è ben superiore al valore di tutte le fabbriche e stabilimenti degli Stati Uniti. Quindi il risultato, almeno diciamo i libri di testo negli Stati Uniti ignorano questa differenza di cui ho ora parlato. Ci dicono che c'è una formula in inglese che è MV uguale PT, che significa un aumento nella disponibilità di moneta aumenta il livello dei prezzi. Ma il livello dei prezzi di cui parlano i libri di testo fa riferimento soltanto ai prezzi al consumo, ai prezzi dei beni, delle materie prime. Nei
nei libri di testo non si sente parlare, non si legge di un rapporto fra la disponibilità invece del credito e il prezzo dei beni immobiliari, ma anche delle azioni, ma anche dei titoli di Stato. Eppure il 99% del credito speso negli Stati Uniti, nell'economia statunitense, viene speso proprio per questi motivi di natura finanziaria. Ogni giorno una quantità uguale all'intero PIL annuale passa attraverso la cosiddetta Camera di compensazione della borsa di Wall Street e di Chicago anche. La grande quantità dei pagamenti sono all'interno del settore finanziario, intrafinanza, e negli ultimi 10 anni più o meno tutta la gran parte dell'aumento del credito erogato dalle banche è verso altre istituzioni finanziarie. Nei libri di testo ci sono delle gran belle immagini di banche che erogano credito alle aziende perché queste possono costruire macchine, stabilimenti con delle belle ciminiere che assumono tanti bei lavoratori, ma in realtà tutto questo è pura finzione, non è ciò che accade nella realtà. Tutto l'aumento dell'investimento capitale nell'economia statunitense proviene dai guadagni delle aziende, non dalle banche. Le banche non erogano credito per favorire nuovo capitale di investimento, per promuoverlo. Essi infatti erogano credito rispetto a che cosa? Rispetto a ipoteche, rispetto ad altro capitale, rispetto a beni mobili, rispetto ad attività che già esistono, non per creare una nuova attività, nuovi beni. Quindi quando parliamo del denaro dello Stato, della moneta dello Stato, noi parliamo di spesa del governo che mira a promuovere, a spronare l'economia, la crescita economica, nuovi investimenti, in maniera tale per cui la funzione dell'investimento statale e la creazione del denaro da parte delle banche centrali è molto diversa da quello che invece fa una banca privata. Il denaro del governo è in effetti un debito in un qualche modo, come anche il denaro che avete in tasca è un debito, le banconote sono debito, ma è un debito che nessuno mai si aspetterà venga ripagato, venga restituito, perché effettivamente se fosse un debito questo significherebbe che per pagare quel debito non c'è più denaro disponibile nelle nostre tasche. Invece il debito commerciale, quello sì, ci si aspetta che venga restituito e pagato e ha dei tassi di interesse. Con la crescita di questo debito commerciale, con i mutui, con i crediti alle aziende, con tutte queste attività, tutto questo in un qualche modo crea per l'economia un peso in termini di debito. Più denaro, infatti le banche commerciali prestano, più interesse deve essere pagato per poter sostenere questo debito. E il problema è che il denaro che viene speso per ripagare il debito a questo punto non può più essere speso per beni e servizi. Quindi il risultato è che quando le banche commerciali creano il debito, allora c'è una sorta di diversione del reddito che non è più dedicato alla spesa per beni e servizi, ma invece viene dedicato a pagare gli interessi, e questa si chiama deflazione da debito. E quando la deflazione da debito procede come si è avuto oggi, allora andiamo verso la fase finale del capitalismo, cioè in un qualche modo la fase di deflazione, la fase di austerità. E questa è la fase che l'Europa sta attraversando oggi. C'è un aspetto politico rispetto a tutte queste discussioni tecniche. L'aspetto politico è che se il governo crea moneta, allora stanno creando un'economia mista di investimento capitale pubblico e privato, ed è questo che ha reso tutti i paesi europei, ma anche gli Stati Uniti, paesi ricchi. L'investimento del governo nelle infrastrutture pubbliche che è stato in grado di essere dato, per così dire, all'economia ad un costo per cui in realtà si può andare gratuitamente sulla gran parte delle strade, per cui si possono creare infrastrutture.
Ma se ai governi non viene permesso invece di emettere, di creare la propria moneta, allora tutto il credito di cui l'economia ha bisogno viene creato dalle banche commerciali. E quando le banche commerciali, la loro attività di creazione di credito porta a deflazione da debito e il governo non riesce a finanziare il deficit per pagare gli interessi, in questa situazione la banca commerciale interviene e dice: ok, allora adesso bisogna privatizzare le vostre infrastrutture. Ed è quello a cui stiamo assistendo oggi in Grecia, in Irlanda l'abbiamo visto, in Islanda l'abbiamo visto. Cosa stiamo vedendo e che cosa abbiamo assistito? Ad un afferrare delle infrastrutture, che la finanza si impossessa di queste infrastrutture perché le banche centrali non sono state in grado di creare il credito, hanno lasciato il campo a quelle commerciali. Questo sono, come dire, crediti erogati dalle banche. Gran parte delle infrastrutture, sistemi idrici, sistemi fognari, le proprietà immobiliari, tutto questo viene finanziato con denaro preso a prestito dalle banche commerciali. La strategia politica delle banche commerciali a questo punto è quella di bloccare le banche centrali, impedire loro di creare denaro, monete. A questo punto dicono: tu governo devi prendere denaro da noi e devi pagare un certo tasso di interesse, e invece di avere una emissione di debito gratuita, quello che accadrebbe se lo Stato emettesse proprio denaro, è la banca commerciale che emette un credito, e a questo punto è la banca commerciale che può afferrare, impossessarsi delle proprietà. Nel passato era necessario avere una invasione militare perché accadesse una cosa del genere, eppure oggi vediamo un nuovo tipo di guerra, di guerriglia, una guerra finanziaria contro l'intera società, non solo contro i lavoratori ma anche contro l'industria, soprattutto contro i governi. In questa guerra bisogna convincere le persone che la creazione del denaro da parte del governo possa essere in realtà portatrice di inflazione. Voi avete visto negli ultimi anni, negli ultimi decenni qui in Italia, che i prezzi non sono cresciuti più di tanto, le retribuzioni vostre neppure. E che cosa invece è aumentato? Il prezzo delle case è aumentato, i soldi necessari per comprare una casa sono di più adesso. Adesso bisogna assumersi un mutuo che dura una vita praticamente per comprarsi una casa dove vivere. In America abbiamo degli studenti che devono assumersi un debito che dura 10 anni da ripagare per potersi pagare l'università, per poi poter lavorare. Invece di avere un governo che finanzi gratuitamente l'istruzione, come in realtà era l'idea e l'ideale 100 anni fa. Nei libri di testo è come se l'economia operasse senza debito e su una base quasi da baratto. Il motivo per cui non parlano di ciò di cui stiamo invece parlando noi oggi, i libri di testo, è che essi non vogliono rendersi conto che c'è un'alternativa al sistema di creazione di credito da parte delle banche commerciali con il loro impossessarsi dei beni. Baudelaire, il poeta, disse che il diavolo vince nel momento in cui la società ritiene che lui non esista. Il sistema finanziario vince nel mondo in cui tu non lo vedi, in cui voi non vedete che i prezzi che la banca fa salire sono prezzi delle azioni, sono prezzi dei titoli, sono prezzi delle proprietà immobiliari, e il loro ruolo delle banche commerciali è quello di aumentare il potere della ricchezza rispetto al resto della società, rispetto alla manodopera, alla forza lavoro, rispetto all'industria, per creare una nuova classe dominante di banchieri che siano ancora più poderosi rispetto ai signori, ai grandi signori latifondisti criticati nel XIX secolo. Per più di 200 anni, da più di 200 anni, l'economia classica cerca di purificare, per così dire, il capitalismo industriale dagli ultimi residui del feudalesimo, e questi erano, che so io, la proprietà delle terre e le banche commerciali che mantengono i governi sotto scacco per via del debito, e quindi impediscono loro di agire, come abbiamo detto. In Gran Bretagna è così che le trading companies, cioè ad esempio la East India Company e anche la Banca d'Inghilterra con il suo
monopolio. Negli Stati Uniti abbiamo avuto creazioni simili di monopolio da parte della finanza attraverso, non so, le ferrovie sono diventate dei grandi latifondisti negli Stati Uniti. Quello che è stato scritto è che dietro ogni fortuna di una famiglia c'era, di una grande famiglia, c'era un furto, spesso un furto rimasto non scoperto. Eppure l'economia moderna considera tutti questi furti, trasferimenti di capitale, pagamenti che oggi si verificano come se fossero produttivi, come se tutti fossero a reddito guadagnato. Ogni governo al mondo oggi produce reddito nazionale e le rendite in un qualche modo non sono più sufficiente, gli interessi sono diventati i guadagni dei banchieri. Negli Stati Uniti il settore finanziario ha il 40% di tutti i guadagni contabilizzati dalle aziende, e questo significa che il surplus, l'eccedenza economica, il surplus, invece che essere reinvestito in nuovi macchinari, nuovi stabilimenti per assumere persone, tutto questo viene travasato verso il capitale di finanza, verso la finanza che a sua volta eroga credito e ci guadagna con tassi di interesse, e poi continua il meccanismo con una crescita esponenziale che gli americani chiamano la magia degli interessi composti.